Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivato al nostro ospite, il dottor Damaso Zanardo, che è presidente di Zanardo Servizi Logistici SPA, nonché presidente della città metropolitana di Venezia Rovigo, Camere di Commercio. Grazie di essere qui con noi, presidente. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, i temi sono veramente tanti, molto importanti: il rilancio, rivalutazione, soprattutto la valenza del territorio come motore per la crescita e per lo sviluppo. Il territorio del nord-est, che poi può essere ovviamente una leva di movimento per anche altri ambiti a livello nazionale, e vediamo di fare appunto un'analisi importante. Perché? Perché si è parlato tante volte di industria 4.0, 3.0, di varie evoluzioni che ci possono essere state. Noi dobbiamo fare la quadra di tutta la situazione, capire che cosa bolle in pentola, che cosa si è fatto e che cosa voi vorreste che venga fatto, anche con l'intervento del governo, con dei finanziamenti, per far sì che ci sia una vera e propria ripresa, perché purtroppo non siamo ancora a questi punti, anche se diciamo che il nord-est è già partito da tempo. Ci sono però a macchia di leopardo. Vediamo un po' la sua analisi, poi c'è stata anche una recente occasione di incontro, un convegno, e lei ha un ruolo anche strategico al riguardo. Beh, gli argomenti, come dice lei, sono tanti. Io credo che, guardando la vetrina imprenditoriale, c'è un'opportunità, l'uscita dalla crisi, i segnali ci sono, il PIL sta cominciando a crescere e dobbiamo però risolvere gli annosi problemi che, limitandoci al Veneto, in questi anni, diciamo, con difficoltà li stiamo portando avanti. Partirei proprio anche dal tema infrastrutturale, cioè il veicolo infrastrutturale può essere un deterrente, un fattore incentivante per chi vuole investire in questo Paese. E noi speriamo ormai alla vigilia che questa pedemontana trova tutto la sua completezza entro il 2020, diceva il Presidente Zaia, e questo sarà sicuramente un'arteria importante per questo territorio. Però il Veneto è anche ancora fermo attorno a certi cardini importanti che la Comunità Economica Europea aveva disegnato. Il porto di Venezia, l'area di Venezia è attraversata da 3 corridoi paneuropei, e in questi anni su questi corridoi noi abbiamo visto solo la Bertella dell'aeroporto o il passante. Non abbiamo visto degli asset che collegassero quel polo industriale con le sue potenzialità in un disegno europeo. Perché questo? Ma credo che il tema che io ritrovo in tutte le occasioni, sia questi temi così grandi che sia quelli più piccoli, è la mancanza di squadra. Quindi di fare classico far sistema. Non c'è sistema, non voglio parlare del sistema paese, che è un altro tema, ma non c'è neanche un sistema a livello locale, e credo che oggi però siamo ormai, non vorrei dire un termine culinario alla frutta, però devo dire che oggi è necessario che anche l'imprenditore più evoluto o il piccolo imprenditore comincino veramente a spingere la classe amministrativa, perché la parte degli uffici pubblici non solo, e la classe politica a fare squadra attorno a certi principi. Io credo che oggi la partita più di ieri, sempre più di ieri, la vince il territorio nel suo insieme. Le eccellenze poi si distinguono, ma sono eccellenze. È il territorio che deve andare avanti nella sua moltitudine di soggetti e anche nella diversificazione delle attività, perché non c'è solo l'industria, ma c'è il commercio, ci sono altri settori, e per fare questo dobbiamo fare squadra e porre davanti il tema principale, lo sviluppo del nostro territorio. Ecco, questo è a livello appunto di teoria. Nella pratica, tra l'altro lei è anche a capo di un'azienda molto importante, e dopo ci racconterà anche alcune cose straordinarie, innovative che ha attuato per far capire cosa vuol dire dare il rilancio al territorio e metterci anche del proprio in collaborazione con altre entità. Nella pratica come si potrebbe fare e cosa è necessario, quale passo? Perché essendo dentro l'ambito delle Camere di Commercio lei conosce anche i limiti del nostro sistema, no? Sì, è ancora molto burocratico, quindi un altro grosso tassello, è farraginoso, 27 autorizzazioni per cominciare a realizzare un impianto o realizzare un capannone. Ne parliamo da anni, ma non abbiamo fatto nulla. Abbiamo inventato lo sportello unico, che è diventato il 28° documento, non è quello che ha agevolato. Adesso c'è comunque dei segnali che portano i piani di intervento a dare snellezza e a facilitare l'imprenditore già locale o il nuovo imprenditore per investire. Questo è un segnale importante,
perché l'impresa oggi ha dei tempi di reazione molto rapidi e non può stare nei temi di ieri. Poi ci sono però dei temi che sono strategici. Allora il Veneto non può non discendere da una decisione su un tema annoso che è la Venezia. Il tema di Venezia lo dividerà in due parti: la Venezia storica, quindi il turismo, che è una grande ricchezza per questa regione, per questo paese. E un altro tema, Venezia, la parte industriale, quindi di Marghera, che è una risorsa inespressa, inutilizzata, dove lì, voglio dire, si può veramente riprogettare una nuova opportunità per il manifatturiero, per l'industria 4.0. Si parla di rientro delle produzioni in Italia, si parla del valore aggiunto che una logistica può dare ai nostri beni, si parla anche di zone franche. Zone franche. Cosa sono queste famose zone franche e dove si trovano allo stato attuale e quali opportunità abbiamo perso, tra virgolette, o forse ci sono ancora da avere? Non si è perso niente, non si è perso, bisogna fare, soprattutto bisogna anche che il nostro territorio capisca queste cose. Spieghi bene cos'è la zona franca, perché forse non la tutti zona ne sono a franca è una conoscenza. zona sostanzialmente dove la produzione di quei beni possono essere prodotti senza avere l'accisa dell'introduzione del valore di quel bene che magari, se proviene da un altro paese, viene introdotto nel nostro paese, è soggetto ad accisa, così come i nostri beni per essere esportati in altri paesi sono soggetti ad accisa. Però se immaginiamo che una zona franca può essere di transito, perché io produco qui o riporto qua dei beni, dei semilavorati, che poi alla fine realizzo qua il prodotto finito e lo esporto fuori di Comunità Economica Europea, lo faccio sempre in esenzione di accisa. Quindi sono più competitiva. Esattamente, ma però c'è una cosa in più, che l'Italia è il Made in Italy. Quindi vuol dire che ho un prodotto, un semilavorato che si adotta poi il tema del Made in Italy e va in giro per il mondo senza aver avuto il problema dell'accisa, ma avendo tanti benefici. E quali sono i benefici? Che comunque siamo al centro dell'Europa, comunque abbiamo una posizione logistica favorevole, comunque abbiamo una grande risorsa di addetti ai lavori, di competenze, di ricerca che possono essere messi tutti quanti in squadra per ridare vita a un manifatturiero, che è la base poi della nostra economia. Ecco, queste zone franche, alcune storicamente esistevano per determinate anche ragioni di allocazione geografica, altre per agevolare certe aree, tra virgolette, Sì, più in difficoltà, depresse o estremamente di confine, eccetera. Allo stato attuale, esistono nel nord-est zone franche? Si era parlato tempo addietro dell'area di città metropolitana, Venezia, la zona di Porto Marghera, ma che cosa le risulta allo stato attuale? Marghera in Italia sono 3, poi ce n'è aggiunta una che è Gioia Tauro, quindi Trieste, Venezia e Genova. Ognuna ha una sua peculiarità. Venezia amministrativamente è quella più ampia come utilizzo. Il problema è che è stata relegata in soli 8.000 metri quadrati all'ingresso del porto. Sì, credo 50 volte lo spazio di questo studio. E cosa si fa lì? Allora, qui il problema è sempre la burocrazia. Noi abbiamo chiesto l'anno scorso di allargarla, l'abbiamo fatto assieme sostenendo la precedente Presidente dell'Autorità Portuale, abbiamo fatto un tavolo interministeriale, poi c'è stato il cambio di presidenza, il nuovo Presidente Musolino comunque ha dato disponibilità e interesse su questo tema, questo è molto importante, dobbiamo ritornare a fare un tavolo interministeriale. Un tavolo importante, quindi non di poco conto. Un tavolo importante, difficoltoso, perché come tutte le cose che riguarda poi la parte ministeriale i tempi sono lunghi, la ricezione è molto lenta e così via. Poi ci sono dei colpi che al colpo di coda, vedi Trieste che in qualche maniera riesce a passare avanti. E si amplia, quindi la zona franca? E si amplia, ma si danno dei contenuti diversi. Io più che la zona franca però sono un sostenitore delle ZES. Sono zone economiche speciali che aggiungono, oltre alla sospensione dell'accisa, tutta una serie di agevolazioni per i nostri imprenditori. Esistono? Come no? Esistono, sono stati, anzi, nei 14 paesi d'Europa che si sono aggregati strada facendo, sono stati dei punti
di forza per lo sviluppo di un tessuto economico importante. Quindi diciamo che l'Europa le ha riconosciute, insomma, l'Europa le regolamenta. Poi sono i singoli paesi che le adottano e ne fanno di loro un cavallo di battaglia per rigenerare un nuovo sviluppo economico. Polonia è stato un esempio abbastanza eclatante. Cioè, cosa è successo? Ne ha fatte 14 così via. Ma guardi, l'Inghilterra è uscita adesso con la Brexit, la prima cosa che ha fatto ha promosso altre zone ZES. Ecco, le ZES, devo dire che il nostro governo è stato celere, perché ha capito la norma, l'ha adottata, l'ha inserita all'interno di un decreto e ha creato le ZES. L'unica cosa, limitazione, è che le ha fatte solo per il Sud Italia. Perché questo? Io credo che lo spirito sia sempre quello di aiutare questo Sud che va a due velocità, però è un po' darsi la zappa sui piedi, limitare quelle che sono, perché voglio dire, il manifatturiero è da sempre, voglio dire, anche un connubio con la ricerca. E voglio dire, e poi le ZES vanno identificate nei porti e poi ci aggiungiamo, che quindi Venezia e Genova sono porti in questo senso, e poi aggiungiamo, sono realtà che hanno bisogno, voglio dire, di un tessuto di formazione, di storia, per dare velocità a questa opportunità che abbiamo di riportare il manifatturiero in Italia. Quindi è stato uno sbaglio limitarlo al sud, deve essere quantomeno allargato ai 3 porti naturali presenti nelle zone franche, quindi Genova, Venezia e Trieste. Non è che l'Europa ci avrebbe messo dei paletti? Ma guardi, ma abbiamo... Visto che tutto sommato temono anche l'Italia. Ma guardi, adesso ognuno deve giocare la sua partita, no? Quindi noi giochiamo nel Veneto, giochiamo la nostra partita. Noi veniamo da una partita difficile che è stata quella degli sgravi fiscali per quelli che lavorano nelle isole. È stata un'ammenda, le imprese si sono fatte carico, alcune hanno chiuso, abbiamo rimborsato, quindi siamo ritornati in bonus. Questo è un aspetto, non abbiamo nessun contenzioso amministrativo con l'Europa. Secondo aspetto importante, il governo precedente, questo governo, hanno riconosciuto l'area di crisi complessa di Marghera. Aggiungiamoci quello che dicevo prima, che Marghera è un porto, cioè sono tutti incrementi, e ha una zona franca, sono tutti ragionamenti che sono sostenibili. È chiaro che dobbiamo avere una classe politica che appoggi questa cosa, che la difenda, già il nostro Parlamento, perché doveva difenderla lì, doveva difenderla, e portarlo in un dialogo con la comunità economica europea. Ma secondo lei la classe politica ha capito la valenza di questo? Perché è anche questo il discorso di riuscire a comprendere l'importanza strategica per la nostra imprenditoria, quindi che sia un fattore di volano per il rilancio oppure no? Perché... Io credo che negli ultimi giorni, ultime settimane, ho sentito ieri il Presidente Zaia, è venuto alla nostra Assemblea di Venezia, ne ha parlato con piena consapevolezza e con decisione che bisogna portarlo a un tavolo negoziale. Credo che abbiamo avuto difficoltà a farglielo recepire. Perché non è una cosa... No, abbiamo avuto difficoltà e credo che anche il legame, il dialogo tra chi fa l'amministratore, chi fa il rappresentante politico e chi fa impresa nelle diverse modalità si deve stringere attorno a pochi punti, a fare dei tavoli di concertazione, e quando si va in una sede nazionale, una sede europea, dobbiamo far valere la nostra territorialità. Ecco, lei conosce il territorio per esempio trevigiano, no? Sì. Giustamente ci sono tantissimi imprenditori, hanno subito il tracollo 2008 sì. seguenti della crisi, quello che era il fiore all'occhiello della nostra regione, insieme ad altre aree, per carità altre province, ha risentito in modo importante. L'obiezione che potrebbe essere stata fatta è: perché lì una ZES, perché in quell'area anziché non in altre? E quindi perché differenze quando in realtà potrebbero esserci delle potenzialità anche a livello di qualità di imprese e di territorio? Beh, innanzitutto, dicevo prima, ci sono delle regole che vengono stabilite dalla Comunità Economica Europea. Sì, io glielo chiedo proprio per spiegarlo a non addetti ai lavori che altrimenti hanno difficoltà a comprendere. Ci sono delle regole che la Comunità Economica Europea, altrimenti sarebbero territori immensi, che adotta, quindi sono dei territori circoscritti. Di solito la gestione viene data all'autorità portuale, ritorno al concetto di prima, ma poi credo che abbiano bisogno effettivamente
di alcune infrastrutture che non ci possono essere nell'entroterra, cioè ridurre anche il costo della logistica, ridurre la rottura di carico, perché lì tu hai la banchina, la nave, hai il treno e la gomma, sono fattori determinanti per i nostri imprenditori. Sì. Oggi che la distanza non è più un problema, ma è il tempo, questo favorisce il rientro della produttività in Italia, della produzione in Italia. Che è un elemento su cui lavorare. Esattamente, quindi io dico, mettiamo insieme tutte queste cose, aggiungendoci anche quello che sono i benefici che sta già dando questo progetto dell'industria 4.0 e degli sgravi, mettiamoli insieme e questo ci permette di far ripartire magari un manifatturiero dei giorni nostri, non dei giorni di 50 anni fa, e che crea poi, mette insieme un volano e quindi il beneficio ricade su tutto il retroterra. Assolutamente, questo è molto importante. Concretamente, secondo lei, c'è la possibilità che venga attuato? Io credo, sono convinto di sì, perché perderemo, lei parlava di opportunità del momento, se perdiamo questa opportunità non è che la perda Marghera o Venezia, la perde il Veneto, perché è un interesse per tutti gli imprenditori. Un imprenditore trevigiano, padovano, veronese che ha delocalizzato e che oggi si trova con costi del lavoro diversi, con instabilità in altri paesi, può benissimo prendere l'occasione, venire in Italia, ritornare in Italia e produrre all'interno di una zona franca, o meglio su di una ZES, con tutti i benefici. Che area comprenderebbe la ZES? Noi abbiamo indicato un'area che oggi nelle disponibilità delle autorità, del sistema di autorità portuale è un'area di circa 90 ettari, quindi un'area che ha una dimensione, un'infrastrutturazione già esistente di oleodotti, metanodotti, banchine, ferrovia, già capannoni, già bonificata. Lì dobbiamo sicuramente marcare stretta la politica perché ci autorizzi. Senza consumo di suolo? Assolutamente no, perché sono rigenerazione di suoli che attualmente sono dismessi da anni. Quindi appunto c'è la rivalutazione di quello. Certamente, e all'interno soprattutto di un'area industriale ben definita che è tutto l'ex polo chimico, parlo di ex perché il polo chimico oggi è stato fortemente ridimensionato, quello che c'è deve essere salvaguardato naturalmente, ma quello che lo spazio lasciato libero può essere facilmente recuperabile in tempi rapidi perché le bonifiche in quel pezzo di terra sono già state fatte. L'interesse, lei che ha a che fare molto anche con gli imprenditori, con le aziende del territorio eccetera, l'interesse c'è da parte degli imprenditori, cioè quindi al di là di pochi illuminati hanno capito l'importanza di questo e quindi verrebbe immediatamente valorizzata quest'area? Guardi, noi abbiamo già avuto delle richieste sia di aziende canadesi che cinesi che italiani di avere chiarezza su questa cosa qui perché sono pronti ad investire. Quindi immediatamente ci sarebbe il riscontro in tempo reale. Tanto arrivano diversi messaggi a completamento di quanto lei sta dicendo, oppure a commento. Siamo il fanale posteriore dell'Europa e funzioniamo pure ad intermittenza, paghiamo una montagna di tasse per mantenere i non servizi. Come ci si può aspettare una ripresa se quando gli altri corrono noi arranchiamo? Ci dobbiamo preoccupare per le prossime crisi, noi creperemo. Arranchiamo secondo lei? Arranchiamo sì, noi siamo un paese che esprimiamo lo 0,8% della popolazione mondiale e abbiamo, credo, il 50%, forse di più, dico 50 per non essere imparziale, delle bellezze culturali del mondo. Abbiamo tantissime 4.000 metri di coste, abbiamo una storia, non solo culturale ma anche imprenditoriale, abbiamo una vivacità imprenditoriale, abbiamo tutto un insieme di fattori, ma siamo imbrigliati dalla incapacità di snellire questo Stato. È un problema nazionale, è un problema che in qualche maniera a livello regionale e poi più a livello di area metropolitana noi auspichiamo alcune norme che favoriscono questo tipo di snellezza. Si ricorda quando tempo addietro si parlava di città metropolitana, che sì, ci sarebbe stato il famoso salto di qualità, che qualcosa, un po' di luce si sarebbe vista intorno al tunnel, eccetera. Adesso, alla luce della situazione, che cosa vede? E ci sono due fattori. Uno, che la Regione deve completare e dare le deleghe alla città metropolitana. L'altro fattore che noi stiamo incalzando è che il sindaco metropolitana deve adottare quello che in un'impresa si chiama business plan, cioè il piano programmatico triennale. Niente, un po' di meno. Sì, però il piano programmatico triennale noi abbiamo dato un aiuto come categorie, abbiamo intervistato tutti i 44 sindaci, abbiamo intervistato tutte le imprese, ne abbiamo fatto una sintesi e l'abbiamo presentato e abbiamo tratteggiato all'interno 3 priorità su cui investire nei prossimi 3 anni.
Cioè? Per dare un segnale. Beh, noi innanzitutto dopo il manifatturiero noi credo si equivalgano, ma il PIL di turismo non so se sia superiore addirittura al manifatturiero in Italia, nel Veneto, e credo che il tema turismo merita un progetto industriale. Non possiamo ancora pensare che i turisti arrivino qua guidati dall'ombrellino. Scusate, ma i turisti devono essere guidati qui. Noi abbiamo una grande vetrina che è Venezia. Venezia deve essere una vetrina del Made in Italy, non del kebab. Lo dico sinceramente e con molta onestà, perché stiamo perdendo la nostra cultura e la nostra presenza all'interno di questo, lo vogliono far diventare un museo, non è possibile. Deve essere la nostra vetrina nazionale, deve essere la vetrina dei nostri prodotti, ma deve essere il veicolo per cui orientare i turisti a visitare il nostro entroterra. Quindi serve un progetto di collegamenti, ritorniamo ai collegamenti, di servizi, voglio dire, ma soprattutto di servizi a monte, cioè internet lo dovrebbe favorire. Se noi andiamo a visitare i castelli della Loira, loro ci danno un progetto e programmiamo tutto. Se lei va a Venezia non trova nessun collegamento. Non c'è un collegamento che ti permette di mettere in risalto, non so, i gessi o l'estate del Canova con il Palazzo Ducale di San Marco, e quindi ti dia anche un servizio di rete e di movimento. Quindi, allora, torniamo a parlare su questi temi perché sono estremamente importanti. Abbiamo la pubblicità che incombe, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.